Buonasera a tutti, bentrovati e ben ritornati sempre alla grande. Gegge entra. Siamo qua. Ragazzi, noi siamo quasi pronti per mangiare. Come state? Buonasera a tutti. Che fate ragazzi? Che fate? Sicuramente già avranno cenato, no? Ancora niente, nada de nada. Appena arrivati, abbiamo sfruttato qualcosa, un aperitivo. Quanto ti amo! Dopo un bellissimo live. Un bel matrimonio, però sono assolutamente anch'io soddisfatto. Bella gente. Siamo qua a mangiare qualcosa. Bello. Che bello Pelatone, sei troppo simpatico. Omar. Osv Music. Osva, ci troviamo. Maschi, eccezionale. Si blocca la diretta, perché? Siamo zone di Gegge qua, non diciamo dove, però un bellissimo sfondo alle nostre spalle. Una scritta romantica, ragazzi. Diretta in diretta. Siamo vicini, ragazzi, siamo vicini Siamo nello stesso palazzo. nel tuo parco. Allora, hanno cenato? Anita fa le pistole. Anita. Stiamo mangiando, ci vuoi far mangiare? A casa mia ci sono tutte donne, capito? A casa tua si prepara solo da mangiare. Stasera dopo cantare ha detto Anima devo venire a mangiare. No, vai a mangiare con Giorgè, perché si sono organizzate tutte donne. Stasera allora è il pre 8 marzo a casa tua. Sì, domani sera sarò Casa Luce domani. Sì, domani sera, sì. Domani sera aspetto in tanti a Casa Luce, poi saremo a Palermo sabato, dopodomani allo Sperone, mi raccomando, vi aspetto in tanti per un grande concerto sabato e poi domenica saremo a San Francesco Bagni di Scafati. Mi raccomando, a Scafati sempre alla grande, vi voglio bombatissimi, bombati e squarciati. Ma perché sto telefono si muove? Perché sta vibrando. Vibra? Certo. No. Secondo me è il tavolo. Frate, ma Costanti, che perdi di tempo. Sei carico Costantino, sei carichissimo. Sei carico che esca legge. Non vedi? Mi sono tatuato la tua stessa frase, vivi il caradia come se fosse l'ultimo, brava! Hai detto ragazzi. Bene Osvaldo, che stai dicendo? Ciao ragazze! Anita, avete mangiato già? Stanno all'aperitivo ancora. Ancora l'aperitivo. Cosa hai preparato Anita? Ragazzi, domani sera a Casa Luce Alessio in concerto. Sabato Palermo allo Sperone, mi raccomando, voglio in tanti allo Sperone a Palermo, vi voglio bombatissimi. La Sicilia ci aspetta e poi domenica saremo San Francesco Bagni di Scafati. Ok, voglio, mi raccomando, un concerto forte e bombato. Che bontà a casa di Ale, Anna, Nana, lo so, state mangiando forte e noi qua con questo locale un po' a luci rosse. Molto bello, dai. Non posso cantare buon compleanno, sono qua che ci sono tante persone, dobbiamo mangiare, giusto o no? Sto leggendo, io. Sta leggendo, visto la nubile. Da lontano non riesco a vedere. Domani a Casa Luce, sì. A Palermo saremo bombatissimi. Ma quando mangiate? Ancora dobbiamo mangiare, iniziamo a aspettare che arriva, Vediamo domenica a Scafati. Bravi. Siamo senza piazze quest'anno, senza concerti. Il tour non finisce qui. Non si ferma, ragazzi, non si ferma e fortunatamente arrivano sempre date. Bari, perdonami, quando vai a Bari? Bari settimana prossima, non so.
le aggiorneremo senz'altro. Hola hola. Per le vostre feste chiamate Alessio con il nuovo spettacolo, uno spettacolo bellissimo con tante luci, atmosfera magica che vi farà sognare, ok? Amore mio, che c'è a babbo? Mia figlia mi sta scrivendo. Babbi, mi rispondi? Adesso ti ho visto. Che stai facendo? Stai a casa? Preparati, in questi giorni ci vediamo, va bene? Ti vengo a prendere. Anita che chiama? Anita, non chiamare, dimmi l'orario di domenica. Ragazzi, domenica sempre penso verso le 22 come domani. Come domani a Casaluce. Canto sempre verso le 22. Che volevi? No, non c'è linea qua, non c'è linearità. Brunella, un bacio Brunella, come non mi penso, un saluto a Brunella, Giovanni, a Valeria, a Desiree. Quando esce il nuovo disco? Stiamo preparando disco nuovo, le vostre cene, chiamate Anita Damiano, ok? Ho detto, penso, un po' dormento, sto stanchissima, vai a dormire presto perché se no mi fai arrabbiare. A volte dorme tardi Martina, capito? Alle 3, alle 4, taccire. Sì. Purtroppo lasciala se non fa niente, però non devi dormire, te lo so, ogni tanto non fa niente. La mattina sveglia presto, il scuola. sabato va bene, ti faccio addormentare più tardi, ma in settimana non ti permettere. È la torta a me. Nanà, vi ho salutato, Nanà, Rita, tutti. Va bene amore, un bacio, ci sentiamo domani, fai la brava, ok? Il disco nuovo ragazzi, come dicevo prima stiamo preparando i pezzi, ci saranno delle canzoni come Gegè, forte. Speriamo bene, ci difendiamo bene, dai, uno cerca sempre di difendersi, no di attaccare, noi ci difendiamo, attacchiamo. Guarda, Anno nuovo, disco nuovo. Ho sentito, è una cosa fuori dal normale. Ma è qualcosa di diverso, come si suol dire, come dico sempre, diverso perché veramente ci sono delle canzoni che la gente non aspetta, cioè non crede che sia Alessio a cantare questi pezzi. Infatti, perché abbiamo cercato una novità molto particolare. Sicuramente ci sarà qualche novità, ma è giusto ragazzi, salutami Cece, io penso che in un disco è giusto, siamo senza pezzi, è giusto alternare canzoni, dare anche delle novità. No, ma al di fuori delle novità, ma secondo me fare un disco è accontentare un po' tutto il pubblico, non fare sempre le stesse canzoni. Assolutamente. Storie diverse. Ma posso dire una cosa sola? Una sola, proprio una chicca. No. Ma guarda, è una cosa che. Giusto, No. Si può fare, un nome diverso. Un nome diverso, è solo un nome diverso. Pensate che sia questo nome diverso? Un nome diverso, guarda, se iniziamo solo a dire è un'esclusiva questa cosa, Io non la volevo dire però. Babbo, prima di andare a dormire salutami Michela Mennella e Nunzio. Ciao ragazzi, un bacio da parte di mia figlia e da parte mia Michela Mennella e Nunzio Avino, ciao bombatissime. Un nome diverso. Ragazzi, immaginate. Io penso che fare un disco non è scrivere canzoni così, perché io sto facendo questo disco davvero sto preparando da un paio d'anni, da qualche anno. Ci sono tanti autori, non c'è solo un autore, ci sono tanti vari autori, perché quest'anno è giusto alternarsi in tanti autori. E sono davvero contento, perché il disco è diverso, è particolare. Sarà un bellissimo 2018. Sicuramente, io penso che ogni disco ha il suo successo, punto. Giusto o no? Giustissimo. Stiamo uscendo un po' pazzi con queste canzoni. Come dicevo, tanti autori bravi che ho scelto quest'anno di far partecipare nei miei dischi, anche qualche autore di qualche disco precedente, perché è giusto che sia così. Poi piano piano vi dirò un po' tutti gli autori
vi dirò solo gli autori, le canzoni, i titoli non ve li posso dire, vi svelerò gli autori. La maggior parte le musiche, la maggior parte sono sempre le mie. E anche qua vieni a cantare a Torre del Greco. Ok, non problema, non perché, non problema. Io farò così contigo, bailar esta noche, mucho. Auguri. E niente. Tu cosa pensi, che il disco sia un disco forte? Fortissimo. Qualcosa da parte tua, dai. Per me, io che comunque non ascolto solo musica Napoletana. a parte la nostra Napoli, voglio dire, sono 25 anni che gestisco un locale in quanto ascolto della musica diversa, però vi dico che è un grande disco, una grande novità, un nome diverso. Un nome diverso è stato il disco Chissà precedente. che è sta cosa. Diverso, dici, ma perché Alessio che sarà combinato? Secondo me è un disco bello, pieno di novità, pieno di emozioni, Emozioni, sensazioni, sicuramente. dai, di pezzi forti. E qualche pezzo ci fa andare a letto con le lacrime, Mi sono preparato specie a me. Sta cosa lo dici. E vabbè, Io penso che tu hai ascoltato non tutte le canzoni, ci sono ancora dei pezzi che stiamo finendo di arrangiare con il maestro Francesco Di Tullio, che stiamo preparando insieme, perché lui sarà l'arrangiatore del mio disco, come farà parte anche come Bella Tevere, che è stato il singolo in uscita in quest'estate, farà parte di questo disco come Bella Tevere, sempre con gli arrangiamenti di Francesco Di Tullio insieme. Abbiamo fatto st'unione, dai, e stanno uscendo davvero tante belle canzoni, ne sono davvero fiero, o no? una cosa bellissima. Io penso che tu stai parlando, ma io sto ascoltando quello che ho ascoltato, cioè mi sta passando nella mente 2 o 3 pezzi, E c'è. non c'è fiato proprio, bellissimi, veramente belli. Ci sarà una grandissima pubblicità quando uscirà questo disco, come ogni anno. È bello sentire dischi un po' di tutti, giusto? Sicuramente. Alternarsi. Io penso che ogni cantante ha il suo stile, ragazzi. Ogni cantante ha il suo stile, ha le sue canzoni, poi magari quello che esce fuori è il disco più forte, poi sarete voi a giudicare. Ma secondo me quest'anno ci saranno tanti belli dischi. Viva la musica napoletana, diamo spazio alla musica napoletana fatta bene, ok? La musica napoletana fatta bene. Guardi, quello che resta sono le canzoni. Giusto o no? Canzoni, ricordi. E tutto insieme questo 2018. abbiamo messaggi tutti i giorni, Ale, ma quanto uscirà questo disco nuovo? Siamo in programmazione, ragazzi, e siamo davvero incasinati e siamo un po' incasinati a scegliere i pezzi, perché ci sono tante canzoni, ma cantarle, rovinarle, ascoltarle, non sappiamo davvero cosa far uscire in questo disco. L'imbarazzo della scelta. Questo si può dire. Penso, non so quanti brani, non voglio dire niente, perché Lasciamo così, sennò è tutto a sorpresa, se no finisce tutto, è giusto. tutto a sorpresa. Tanto Quest'anno una chicca l'abbiamo data, abbiamo detto solo è un nome diverso. Quest'anno ci saranno tante bombe, quest'anno sì, ho preparato. Ragazzi, quest'anno purtroppo non ci difendiamo, attacchiamo. Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così. E niente. Un disco carino, un disco orecchiabile, un disco bombatissimo. Tony Colombo, forte. Guarda, un bacio forte da parte mia, perché mi dicevano, ho letto prima, ma adesso proprio ho letto. Alessio, ma tu e Tony siete litigati? Assolutamente. No, ragazzi, non stati. mai state litigati. Forse la gente dice tante cose. Solo vabbè. dicerie, mai. Non ci vediamo perché lavoriamo squarciato, bombato e rasato. Non ci vediamo perché lavoriamo tanto. Un bacio da parte mia, Tony, a te e tutta la tua famiglia, lo sai. Cuori bombati.
Oggi purtroppo fortunatamente la musica è unione, facciamola bene e divertiamoci. Io penso che i guai sono gli altri, perché litigare e fare delle cose in questo mestiere per me penso è una stronzata, perché litigare per la musica, al finale quello che sceglie sono la gente e le persone. Noi dobbiamo fare solo canzoni belle per tutti. Io sto parlando con gli artisti, perché in questo ambiente ma non è una cosa da dire. tutto appiccicato. Guardi, ma al finale, ma vi spiego una cosa, che voi vi litigate con un artista, così, sia con un maschio o con una femmina, va bene, con una donna, ma mica vi tolgono le date, è la gente che ci chiama a cantare. Io penso fare l'unione come cantanti in italiano, no? Come, non lo so, come Gigi, come tanti, Sarebbe una grande cosa. è una bellissima cosa, fare qualcosa per la musica napoletana, come l'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto questo trio, io, Emiliana e Tony, che sta andando davvero fortissimo, e la gente ci ama tanto e ci siamo divertiti in questo progetto. Poi ci sarà, che presenteremo fra pochissimo, questo bisturi che andrà all'ospedale Posilipo di Napoli. Poi vi faremo sapere noi quando. Ci stiamo preparando per sceglierlo, perché ci sono davvero tanti, però da parte nostra è importante fare questo passo, perché abbiamo dato la parola e la manteniamo. Noi siamo persone che quando facciamo qualcosa lo facciamo con il cuore, punto. Poi vedrete un po' dappertutto, giornali, ne parlerà la televisione di questo nostro gesto, di questo nostro pensiero. Importante farlo. Sì. Poi che vuol dire che si parla tra televisione, giornale e tutto, che ben venga, però l'importante è farlo, perché voi siete ragazzi umili, voglio dire, c'è bisogno di un giornale che ci scrive che le avete fatte, è il cuore, sicuramente, quel che conta è il gesto. Sicuramente il cuore, noi lo sai che lo facciamo, una grande cosa. fare un concerto così grande, fare un video bellissimo, acquistare un bisturi che costa davvero tanto, non diciamo il prezzo che già lo conoscono, e non è una cosa da tutti, qua parlano tutti ma nessuno fa niente, diciamo, voglio, ma i fatti sono quelli che contano, va bene? Noi vi faremo capire dove arriva la nostra volontà, dove arriva il nostro cuore, come abbiamo sempre fatto, ma la beneficenza la facciamo da una vita, ragazzi, ma non da pochi giorni. La beneficenza la facciamo da una vita, ma facciamo la beneficenza anche non avanti alle telecamere, per le persone che ci chiamano, che noi andiamo a casa, facciamo i regali, perché davvero ci sentiamo, parlo di me personalmente, mi sento di fare queste cose con tutto il cuore, perché persone che hanno bisogno, noi siamo disponibili, ok? Davvero con tutto il cuore. Perché qua non si legge, qua lo sai, questo mestiere, cioè, è proprio un'arma così, guarda, anello avanti, serpente alle spalle. Sbagliatissimo proprio. No, ci sono persone che il giorno prima... Alla fine chi sceglie? Il pubblico. Che tu stai appiccicato una persona oppure parla male in aria, che serve? No, ma la cosa bella è che scrivono situazioni, scrivono cose, vai giù, ma al finale quello che conta è il lavoro, che voi scrivete cose, fate altri, è inutile, purtroppo i cantanti che lavorano si sanno chi sono, quelli che vanno avanti si conoscono, si prendono sempre, è inutile fare queste cose, divertiamoci, pensate a scrivere, pensate a fare dei dischi a posti per appiccicare. Ma poi io ho capito che quest'anno, ho visto anche negli anni indietro, ci sono cantanti convinti, cioè ne può manco salutare, e non lo so, forse no, la storia, ragazzi, qua veniamo dai successi, no? E siamo sempre qua. Poi sono cantanti che hanno fatto qualche canzone e si capisce di più. Il successo è quello di mantenerlo con gli anni, dopo tanti anni siamo ancora qua sempre forti, sempre nel podio. Grazie. A me grazie. Quindi vigiate, forte, bombato, schiacciato, rasato. Ragazzi,
Mamma mia. È dietetico quello che si è preso lui, Questo è un panino bombatissimo. Mamma mia, qua giù. E niente, Birra Napoli è pomore, cuore mie. salutiamo tutti. Vi vogliamo bene, vi lascio, vi do appuntamento, come dicevo, domani sera sarò a Casaluce in concerto, dopodomani sarò a Palermo, allo Sperone, i palermitani li voglio forti, e poi domenica saremo a Bagni, a San Francisco a Scafati. Vi voglio bene, vi bacio tutti, ascoltate sempre la mia musica, viva la musica napoletana, quella buona. E buonanotte a tutti. Ciao Agnù, ciao!